benvenuti al palazzetto di Talmassons per la sesta giornata del campionato di B1 femminile girone B. C'è aria di derby stasera al palazzetto di Talmassons ad affrontarsi la squadra di casa CDA Talmassons contro l'Atomat Volley Udine. Una partita con tante suggestioni per la presenza di molte ex nella CDA Talmassons come Valentina Cozzo o Stefania Nardone, e piena di suggestioni perché entrambe le squadre vorrebbero portare a casa ovviamente l'intera posta in gioco. Udine alle prese con un inizio di stagione non perfetto, anche a causa di molti infortuni che stanno colpendo la squadra quest'anno allenata da Jacopo Cuttini. CDA Talmassons che nella scorsa settimana, nella settimana completamente dedicata ai derby, ha colto un'importante vittoria esterna contro il Libertas Trieste. E per chiedere un po' lo stato della squadra, della sua squadra, ho accanto a me, come al solito, come d'abitudine qui nel palazzetto di Talmassons, il presidente del Volley Talmassons, Gianni De Paoli. Sì, diciamo che anche noi a livello di infortuni non è che stiamo benissimo, perché venerdì anche la Daniela Nardini, oltre ovviamente a Letizia Poser che a mezzo servizio ha avuto un problema alla caviglia, ma la vediamo in campo, speriamo riesca a giocare. Hai detto bene, sabato scorso abbiamo fatto un'ottima partita a Trieste e speriamo di continuare sulla falsa riga di sabato. Intanto, prima di dare un'occhiata alle formazioni messe in campo dai due allenatori, aggiorniamo il punteggio 3-0 in questo primo set e vediamo chi ha scelto Castagnaro per lo starting six. In cabina di regia Camilla Giora, opposta Sara Perrone, all'ala l'abbiamo già accennato, due ex Nardone e Cozzo, al centro una Daniela Nardini non in perfette condizioni e Capitan Rizzetto libero Jenny Ponte. Per quanto riguarda l'Atomat Udine, in cabina di regia Eleonora Carbone, opposta Sara Zonta, all'ala Quarchioni e Capitan Ventura, al centro Cheli e Grassini. Il libero sempre Valentina Graberi, insomma un po' la formazione che abbiamo già visto nel derby della scorsa settimana contro l'Itas Cittafiera Martignacco, derby nel quale l'Atomat Udine ha perso per 3-2 dopo aver conquistato i primi due set. Intanto scambio lungo molto avvincente, conclusi con il punto da parte dell'Atomat, un po' la tendenza che avevamo visto già la scorsa settimana. L'Atomat Udine, se riesce a tenere sulla palla, conquista i punti lunghi, a testimonianza che Jacopo Cuttini sta lavorando molto nella fase break. E ora assegno una delle ex Valentina Cozzo, un ottimo ingresso per lei in questa partita ma anche nella scorsa partita. Sì, già a Trieste Valentina ha fatto un'ottima partita, realizzando anche un ottimo score come punti in attacco, ben 15. E come hai detto bene tu prima all'inizio, spero che oggi le motivazioni che hanno le ex che stanno dalla mia parte possano anche fare la differenza. Dicevi giustamente tu, sapevamo che l'Atomat è una squadra molto determinata, starà a noi essere aggressivi e spegnere le loro velleità di riuscire a portare a casa punti. Dovremmo rendergli la vita molto difficile. Vincere a Talmassons non deve essere facile più per nessuno. E intanto due punti consecutivi con scambi lunghi molto spettacolari, con grandi difese da entrambe le parti. In questo caso alla meglio Valentina Cozzo, che riesce a giocare con le mani del muro. 5-1 e 6-1, 1-2 importante della CDA Talmassons, con questo punto al servizio di Daniela Nardini, che cerca di battere corto sul libero Graberi, ci riesce. Ventura in diagonale, si tuffa Nardone, palla altissima per Perrone che non forza. Carbone in difesa, può attaccare Zonta da zona 2 ma senza forzare. Giora, palla alta per Cozzo, pallonetto verso il centro. Valentina Cozzo
mattatrice di questi primi scambi. 7-1. Atomatudine che sta tenendo bene ricezione ma non riesce a mettere giù palla, e soprattutto per ora non abbiamo visto innescata con efficacia Kelly. Evidentemente l'ho chiamata in causa, la centrale è arrivata quest'anno dalle ali Padova e tra le più importanti finalizzatrici per la squadra di Jacopo Cuttini. Come ci aveva già abituati Stefania Papa l'anno scorso con degli score davvero importanti, quest'anno Lisa Kelly sta dando davvero una grossa mano alla sua squadra, ben servita da Eleonora Carbone, anche la scorsa settimana tra le migliori in campo. Giora, palla alta, palla veloce per Rizzetto. Kelly, palleggio da dimenticare per lei. 8-2. Si va così al primo time out tecnico con una CDA Talmassons che mi sembra scesa in campo davvero col coltello fra i denti. Sì, sicuramente l'approccio alla partita è stato sicuramente dei migliori. Un'altra cosa che spero di rivedere oggi è come abbiamo gestito la correlazione fra muro difesa Trieste. Abbiamo fatto ben 13 muri e non è poco. Ecco, se riusciamo a essere così presenti anche oggi, diciamo che abbiamo fatto già tanto per portare a casa una vittoria che secondo me, alla luce dei risultati anche di ieri ma anche dei pronostici che faccio io di oggi, ci potrebbe fare un bel salto di classifica. E infatti, perché la classifica, come accennavi tu Gianni, è molto molto stretta. Abbiamo una capolista a pieni punti, Montecchio, che oggi incontra la seconda in classifica in contemporanea a questa partita, le ali Padova, un match davvero interessante. Chissà se riusciremo a darvi degli aggiornamenti durante la diretta. E delle squadre che nelle parti basse della classifica, discorso che interessa in questo momento particolarmente l'Atomatudine, fanno punti, come la Bruno Premi, che ha colto la prima vittoria da 3 punti in campo esterno contro l'Ata Trento. Intanto ancora Kelly, servita con una fast, e vedete com'è importante l'apporto della centrale più esperta delle All Blacks di Udine Centro. Ventura, palla corta, Rizzetto capisce tutto, Cozzo in diagonale, la sua palla si infrange sulla rete. Cercava un colpo davvero difficile Valentina Cozzo. 8-4 il punteggio in questo primo set. E vediamo come Ventura, vediamo se replicherà la battuta precedente, sempre battuta corta, sta cercando di togliere dall'attacco Rizzetto. Ce la fa in questo caso, ma poi la tattica messa in campo dalle udinesi viene vanificata da un'infrazione a rete. 9-4. Cozzo al servizio, sua flottante su Graberi che riceve bene, ancora fast di Kelly. Brava Carbone in questo caso a servirla praticamente dal centro del campo. Ricezione buona ma non perfetta quella di Valentina Graberi, ma Carbone dice ugualmente, grazie all'intesa col suo centrale, a servirla. È proprio Kelly ad andare al servizio su Ponte. Buona la sua ricezione, palla morbida per Nardone. Murata, copertura di Giora da seconda linea per Rone in diagonale stretta. Free ball per Talmassons. L'Atomat non è riuscita ad attaccare, poi Nardone contro il muro 1 di Carbone. Infila questo lungolinea. Buono l'approccio dalla gara anche di Stefania, che forse è una fra le atlete che sente di più questa sfida, quindi confortante questi primi palloni che lei è riuscita a mettere a terra. E il servizio intanto di Antonella Rizzetto, che mette in difficoltà Valentina Graberi. 11-5. Prima dell'inizio della gara ho fatto un pronostico: chi riuscirà a battere meglio, chi riuscirà ad avere un servizio più efficace, la squadra che avrà la meglio in questo match. E non solo per i punti diretti, ma per quanto
il servizio riuscirà a condizionare l'attacco avversario. 11-6. Per ora il servizio, l'efficacia del servizio sta premiando di più la CDA Talmassons, che conduce, come appena detto, per 11-6 in questo primo set. Carbone su Nardone, palla staccata, Giora ci arriva da seconda linea, Perrone capisce tutto Zonta, Ventura da seconda linea contro il muro 1 di Nardini, passa. E gran palleggio ancora di Eleonora Carbone. 11-7. Atomat che cerca di ricucire lo strappo iniziale con la CDA Talmassons che al primo time out tecnico era avanti 8-2. Primo tempo di Nardini, tocco a muro, magia di Grabberi che recupera la palla, free ball per la CDA che lo sfrutta con Nardone, mani out. 12-7. Ancora qualcosa da rivedere per Zonta sulla posizione delle mani a muro. Abbiamo visto anche nello scorso derby, quello a Martignacco, che gli attaccanti di posto 4 ne hanno approfittato. E attenzione, Camilla Giora, buon punto al servizio per lei, 13-7 per lei, che in pratica si ritrova dall'altra parte parecchie sue ex compagne del Martignacco. C'è stato un po' di rimescolamento quest'anno con la partenza di Cutini da Martignacco e l'approdo alla Tomatudine. E intanto Nardini decide di giocare a badminton e al terzo tentativo mette giù la palla. 14-7. Servizio flottante di Giora su Quarchioni, sulla sua ex compagna, e altro punto in battuta per la CDA Talmassons, avanti per 15-7. Quarchioni particolarmente bersagliata anche l'anno scorso. Ora Grabberi si impossessa di una palla destinata proprio alla schiacciatrice marchigiana. Nardone in diagonale, gran colpo. 16-7 e secondo time out tecnico con Talmassons avanti di 9 punti in questo primo set. Buona prestazione per le ragazze di Castegnaro, che sembrano avere un po' ripreso il piglio dell'anno scorso, soprattutto in casa. Nell'anno scorso, ricordo, la CDA Talmassons da neopromossa è arrivata quarta in classifica. Allora diamo un'occhiata anche alle altre partite che si sono disputate o si stanno disputando oggi, perché il girone, come abbiamo accennato prima, è davvero interessante. Praticamente in contemporanea la Libertas Trieste incontra l'Ospitaletto al Pala Trieste. Iniziavano alle 17, Trieste era sotto per 0-1, anzi è sotto per 0-2 contro l'Ospitaletto, squadra che si è messa in mostra anche qua cedendo solamente al quinto set, una squadra molto interessante, e quindi seguiremo anche il risultato della squadra allenata da Marco Gaspari. Rientrano bene dal time out Ventura e compagne, ed è Zonta a mettere giù l'ottavo punto per la Tomatudine. Quarchioni al servizio. Quarchioni può battere davvero forte, forza infatti, qualche difficoltà per Ponte. Cozzo decide di attaccare in qualche modo anche questa palla non facile. E poi Zonta centra in testa a Giora. Anzi, scusate, Ventura centra
in testa Giora, con dei punti che li abbiamo visto fare anche la scorsa settimana, con questo colpo molto anticipato che manda un po' fuori giri il muro avversario, muro che sappiamo per Talmassons è un'arma in più, e muro che in questo caso premia la squadra allenata da Jacopo Cuttini. 16-10. Zonta con palla corta su Perrone, mette bene le mani. 3 punti consecutivi per Ventura e compagni, e Quarchioni poi sbaglia il servizio. 17-10 e cambio per la seconda linea, cambio che è diventato abituale per Cuttini. Aleš al posto di Quarchioni a togliere qualche bersaglio per il servizio di Stefania Nardone. Stefania Nardone che cerca Graberi, palla molto staccata in bagher, Zonta per Ventura, gran colpo della giocatrice classe 83. L'anno scorso si è giocato una finale di Coppa Italia di A2. 17-11 il punteggio. Grassini è un'altra cliente interessante dietro la linea dei 9 metri. Dritto per dritto su Nardone. Nardini incrocia bene questo primo tempo e c'è l'invasione a muro, fischiata a Cheli. 11-18. 7 punti di vantaggio per la squadra di casa. Palla colta di Nardini su Zonta, ancora Zonta chiamata ad attaccare, completamente fuori misura l'attacco di Zonta. 19-11 e time out chiamato giustamente dalla panchina bianconera. Gianni, come commentare questo primo set fino a questo punto? Sembra tutto facile, però abbiamo visto che l'Atomat ha delle individualità non da poco. Parliamo di Ventura, parliamo di Cheli, dobbiamo continuare a essere così aggressivi e non lasciare che farle giocare, fare il loro gioco. Se noi continuiamo a battere così, a metterle in difficoltà in ricezione, però dobbiamo sempre stare attenti perché, ripeto, loro hanno dei giocatori sicuramente di categoria superiore. Quindi molta attenzione e molta concentrazione per la squadra allenata da Castegnaro, concentrazione che fino a questo momento non è mancata. Le ultime parole famose, perché Nardini al rientro dal time out manda direttamente a rete il servizio. 19-12. Zonta, palla a scendere davanti a Nardone, comunque sta rispondendo bene in ricezione, poi Cozzo mette giù in diagonale una palla che forse poteva essere difesa questa, ovviamente da qui è molto facile dirlo. 20-12. Perrone, piedi a terra, palla che tocca la rete, Graberi ci arriva, miracolo di Carbone, poi recupero, gran recupero di Aleš su questa palla appoggiata di Cozzo, praticamente una free ball per Talmassons che chiude con la fast di Capitan Rizzetto. 21-12. Quest'oggi si sentono anche i tamburi, il tifo della squadra di casa. Inutile dire che anche quest'oggi il palazzetto è davvero gremito. E ora muro di Camilla Giora su Ventura, Ventura che andava proprio a cercare la mano esterna della palleggiatrice in rosa. Sì, la palleggiatrice che mi sembra che stia giocando, stia ambientandosi anche in questa squadra, e diciamo che oggi sta ricambiando la fiducia che Stefano gli ha dato dal primo minuto. E ancora problemi in ricezione per l'Automatudine. 23-12, un po' quello che era sembrato il tallone d'Achille
della squadra bianconera nella scorsa partita, mentre vediamo anche l'ingresso di Asia Flyban come libero, una under, per questo può essere schierato il doppio libero. E Perrone fa le pentole e i coperchi. Buon servizio e buon attacco che vale il primo di 12 set ball per la CDA Talmassons. Alesci in ricezione, Carbone spinge la palla come può su un'eccezione difficile. Giora con il pugno cerca di recuperare anche questa, poi recupera palla da rete, raccoglie questa palla davvero dalla spazzatura. Altro recupero questa volta di Nardone, ma è free ball per l'Atomat. Vediamo come lo sfrutterà Carbone di seconda intenzione. Annulla il primo di 12 set ball. È un punto che non fa male perché abbiamo visto quanto le ragazze oggi siano presenti in campo. 24-13 ci saranno dei demeriti dell'Atomat, ma io vedo una bella CDA, forse anche la migliore di quest'anno. Posso confermarlo rispetto alle partite che ho visto, soprattutto come intensità in campo e voglia di vincere. Ventura su Cozzo, fast di Rizzetto sul piede di Flyban. Il primo set si conclude con la vittoria della CDA Talmassons per 25-13. Pronti, attenti, via, tutto pronto per il secondo set del derby tra CDA Talmassons e Atomat Udine. Il primo lo ha vinto una grintosa CDA per 25-13. Primo set perfetto per le ragazze di Castegnaro, che hanno cominciato subito a mettere in difficoltà le udinesi al servizio. Da lì tutto è diventato più difficile per Ventura e compagne. Diamo un'occhiata alle formazioni di questo secondo set. Nessuna novità per quanto riguarda la CDA Talmassons, una novità per quanto riguarda l'Atomat Udine, perché è entrata in campo al posto di Valentina Graberi il secondo libero Asia Flyban, che si è già messo in luce nelle scorse partite e anche in questo caso si sta ben comportando. Uno pari in questo secondo set con l'attacco, manco a dirlo, di Lisa Cheli. Ora al servizio Cheli su Ponte, in bagger Nardone per Perrone. Carbone deve davvero correre da una parte all'altra del campo. Difesa sull'attacco di Quarchioni. Nardone spinge sul muro di Grassini. Ventura in bagger per la seconda linea di Zonta, che non riesce a inquadrare il pallone. Palla direttamente a rete. 2-1 per Jacopo Cuttini. Panchina corta, come abbiamo detto, soprattutto nel reparto degli schiacciatori di palla alta, perché con l'assenza di Berzanti manca una sostituzione per Zonta, Quarchioni e Ventura. Ed è forse anche per questo che in caso di necessità una delle centrali viene tenuta fuori. Brava Grassini a sfruttare anche questa palla, e poi Nardone da seconda linea trova la linea destra del campo. 4-1. Altra buona partenza della CDA Talmassons, e ancora difficoltà in ricezione per Udine, che non riesce davvero a concretizzare il suo gioco. Cozzo riesce a giocare con le mani nel muro. Nardini, palla altissima per Perrone che manda out. 4-2.
Qualche mormorio per il palleggio non proprio pulitissimo di Daniela Nardini, ma abbiamo visto che in questo caso i due arbitri dell'incontro, Claudio Belluco e Claudio Boscolo, stanno davvero lasciando correre molto, anche perché la partita è davvero piacevole. Ci sono begli scambi anche lunghi. 4-3 con questa palla veloce spostata avanti di Grassini, colpo che Eleonora Carbone gradisce particolarmente servire alla centrale. Grassini confermata rispetto all'anno scorso, 2 anni fa nelle ali Padova, quindi esperienza nella categoria nonostante l'età piuttosto giovane, del 96, 20 anni per lei. Zonta colpisce la parte alta del muro, palla rigiocabile per la CDA. Cozzo manda la palla direttamente sull'asta, 5-4. In questo secondo set ricordo Talma Sons che ha vinto il primo set per 25-13. Quarchioni. Salto flot per lei, palla che finisce out. Sta aggiungendo la Tomatudine qualche errore in più al servizio, ma deve naturalmente forzare per cercare di scardinare il sistema di gioco delle ragazze rosa-blu. Buon attacco di Ventura. 6-5. Davvero un ottimo acquisto per la Tomatudine, quello di Alessandra Ventura, un vero capitano, ragazza che si mette davvero al servizio della squadra. Cozzo, gran diagonale difesa da Grassini, ancora di nuovo palla alta, Ventura dà un'occhiata al muro e colpisce tra le mani di Rizzetto e Giora. 6 pari. E come avevi detto tu, Gianni, attenzione perché la Tomatudine può davvero far male. Sì, abbiamo diciamo in questo inizio di set anche commesso un 2-3 errori in attacco, no? Però sì, è chiaro, sarà un set molto importante perché se riusciamo a portarcelo a casa forse la partita si metterà in discesa, altrimenti sarà da soffrire. L'importante è che la squadra continui a giocare con questa voglia e determinazione del primo set. Ancora buon servizio di Cozzo su Quarchioni e ancora Ventura che questa volta ritarda il colpo e ci sta facendo vedere davvero un bel campionario di colpi da posto 4. 7 pari. Anticipa, ritarda il colpo, davvero molto istruttivo anche per le giovani giocatrici vedere soprattutto dal vivo questo tipo di atlete. 8-7 intanto con l'attacco di Nardone, aiutata un po' dal nastro. Vantaggio della CDA Talma Sons che era partita davvero a razzo portandosi sul 4-1, poi ha rallentato un po', qualche errore in più rispetto al set precedente e la Tomatudine si è rifatta sotto. Ricordo l'esordio, no, non è l'esordio in questo campionato, ma la presenza in campo dall'inizio in questo secondo set del secondo libero Asia Flyban per la Tomat Udine, ragazza molto giovane, l'anno scorso in Serie C nel DLF Udine, che sappiamo funge anche da vivaio per la Tomat Volley. Asia Flyban classe 2000, niente patente per Asia ancora.
Squadre che rientrano in campo, punteggio 8-7 a favore della CDA Talmassons. Capitan Rizzetto nella sua solita posizione da dietro posto 5, piedi a terra su Quarchioni. Fast di Cheli, Muro in due tempi, Nardone Nardini e poi Ventura in lungo, linea, Cozzo c'è, nessuno si avventa su quel pallone, complice l'assenza ovviamente in seconda linea di Ponte. 8 pari, peccato perché Cozzo si era piazzata bene in difesa. Ventura a cercare Ponte, palla molto staccata, Cozzo in bugger precisa per Nardone, Muro di Cheli, palla che finisce out. Rincorsa di Gianni Ponte. 8-9, sorpasso Atomat. Ora l'ambiente si scalda, tipo che si fa sentire. Ventura ancora a insistere proprio su Gianni Ponte, ancora difficoltà per lei. Ora cerca di uscire velocemente dalla sua posizione, ma non è così facile. 8-10 e l'avevo preannunciato, chi serve meglio si porta a casa il match. Cozzo, palla staccata ma giocabile in bugger per Giora, Nardone in diagonale, flyban, palla rotante per Carbone che serve Quarchioni, tocco del Muro, Giora per la seconda linea di Cozzo, preda del muro e non c'è copertura. 8-11. Time out chiamato da Stefano Castegnaro. Squadra di casa che sta soffrendo in ricezione e quindi la manovra non viene costruita con lucidità e cercando di applicare le indicazioni date dal tecnico all'inizio. Ci vuole soprattutto un po' di tranquillità per ricominciare a vedere i centrali in campo. Dall'altra parte Atomat che è rientrata senza alcun timore, sta forzando la battuta. All'inizio questo atteggiamento ha provocato qualche errore in più, ma ora sta pagando. Ventura sempre su Ponte, buona la sua ricezione, Nardone, mani out. Nardone approfitta della disparità di altezze tra Cheli e Carbone. 9-11. Giora su flyban, Giora trova l'ace. Camilla Giora che anche rispetto all'anno scorso ha migliorato molto il fondamentale del servizio, molto più incisiva. Sì, è uno anche delle qualità, sa battere molto bene e mai come stasera è opportuno continuare a metterle sotto pressione in battuta. Intanto scambio di cortesie dall'uno e dall'altra parte, gran belle difese. Nardone cerca di passare all'esterno del muro, manda direttamente out. 10-12. Si cercano anche colpi di fino. D'altronde abbiamo delle ottime interpreti di questo tipo di colpi da entrambe le parti. Ancora qualche difficoltà per Ponte, ma palla giocabile per Nardone in diagonale stretta. Non sembrava particolarmente convinta della riuscita del suo colpo, ma la palla è nettamente dentro. 11-12. Ed è proprio Stefania ad andare al servizio col suo salto flot. Ora stanno cambiando bersaglio, stanno cercando di colpire più che altro flyban. Quarchioni in questo caso riceve davvero bene. Giora, palla killer per Cozzo, palla davvero difficile servita da Daniela Nardini a Cozzo che non se la sente di rischiare. 11-13. Dispiace in questo andamento del set perché 4-5 punti veramente li abbiamo regalati noi con degli errori banali.
Buona ricezione di Nardone. Primo tempo di Nardini che coglie in controtempo Carbone. Pronta per una chiusura corta della veloce. Ancora in movimento. Nardini colpisce invece lungo verso la linea di fondo. 12-13. Sempre efficace Daniela Nardini. Ricordiamo, proveniente dalla 2, tante stagioni in questa categoria. Altro muro su Quarchioni, prima intenzione Grassini, ma c'è la difesa, attenzione, un po' di confusione da seconda linea Ventura, difesa di Nardini, efficace anche in questo caso. Pallonetto di Perrone, chiuso da Playban. Cozzo ci vorrebbe mettere lo zampino, ma la palla non va giù, e poi alla fine, alla meglio, Zonta che sfonda il muro di Rizzetto. 12-14. Mi aspettavo questo cambio perché in effetti Sara sta facendo fatica un po' a mettere giù i palloni. E quindi cambio tra Sara Perrone e Marta Venturini. Cambio che sabato scorso poi si è rivelato vincente, perché Marta ha fatto molto bene anche a Trieste. Primo tempo offerto a Rizzetto, che però incoccia nel muro deciso di Grassini. 12-15, sta prendendo largo lato Matudine. Quarchioni su Cozzo, palla molto staccata, ci arriva Giora, palla difficile, ma c'è la copertura di Ponte. Venturini passa tra Grassini e Ventura. 13-15. Marta riesce ad attaccare anche una palla molto difficile. Venturini, altra ex, perché ha passato un anno a Udine e quindi anche lei secondo me ha delle grandi motivazioni stasera per fare bella figura. Bel servizio tra l'altro di Venturini, e poi altrettanto bella conclusione di Quarchioni da seconda linea, che inganna Stefania Nardone. 13-16, secondo time out tecnico, con il più ampio vantaggio del lato Matudine in questo match. Squadra di Cuttini che sta buttando davvero il cuore oltre l'ostacolo, cercando anche soluzioni difficili, e complicità della CDA Talmassons, che ha commesso qualche errore di troppo, specialmente all'inizio del set, e ora lo sta pagando con questi punti che la separano dalle avversarie. Tempo del time out tecnico che sta per scadere, e ancora indicazioni di Stefano Castegnaro alla sua palleggiatrice Camilla Giora. Si riprende con il servizio di Giorgia Quarchioni, anzi scusate, di Silvia Grassini. Attenzione al suo salto flot, che la scorsa settimana ha fatto male alla ricezione di Martignacco. Vediamo su chi deciderà di battere. Credo che insisteranno su Ponte, vediamo se sarà così. È effettivamente così. Palla staccata ma giocabile per Giora, che la serve a Cozzo, che colpisce direttamente l'asta. Viene chiesto il tocco prima del tocco dell'asta, ma è sembrato il tocco dell'asta è sembrato precedente, ma potrei anche sbagliarmi. 13-17. Ancora buon servizio di Grassini in piena zona di conflitto tra Nardone e Ponte. Atomat che vola più 5. Conferma di quello che dicevo all'inizio.
Ora buon servizio di Grassini, ma buona ricezione di Ponte. Si continua a giocare e Quarchioni a tutta forza la sua pipe, finisce proprio sulla linea di 9 metri, 13-19, allunga ancora l'Atomat, sempre su Nardone. Abbastanza buona la sua ricezione, non si intende giocare con Rizzetto su una palla davvero difficile. Palla alta per Zonta in diagonale, schizza via questo pallone, Venturini lo ha recuperato, free ball per l'Atomat Udine, ancora Zonta, Murata. Brava Marta Venturini a crederci, questa palla che si dirigeva a tutta velocità verso il quadro svedese. 14-19. Divertente anche questo secondo set. Quarchioni, palla molto spedita per Carbone. Brava, molto brava la regista pugliese a dare questo cioccolatino a Ventura, che mette giù. 14-20, Atomat sempre a +6 e time out chiamato da Stefano Castignaro. Ancora difficoltà in ricezione per la CDA Talmassons, un buon turno in battuta di Silvia Grassini, ma non è una novità perché come ho già accennato prima ci aveva fatto vedere quello di cui era capace la scorsa settimana, e Atomat Udine davvero combattiva. Nota positiva è lo sguardo delle ragazze di Stefano Castignaro, che in alcuni casi nelle scorse settimane era sembrato un po' spento, in questo caso invece mi sembrano davvero più presenti in campo, nonostante lo svantaggio che è abbastanza ampio, 6 punti. Nardone, pallonetto contro mura 1, scelta direi errata per l'attaccante, la possibilità per Ventura di andare a sua volta contro mura 1 e Ventura non se lo fa ripetere 2 volte, sgancia questo lungo linea vincente. 14-21. Zonta, Cozzo, la sua ricezione, l'alzata e poi Nardone si rifà così con questo attacco a tutto braccio in diagonale. 15-21. Rizzetto, stanno tralasciando ora Flyban, la vanno a cercare nuovamente ma con una battuta non troppo forte. Pallonetto verso il centro, Venturini c'è, palla alta ancora per Nardone in diagonale, è dentro. 16-21. Sai, la differenza rispetto al primo set, al di là di qualche errore di troppo, è che siamo calati in ricezione. Questo non ha permesso a Giora di giocare come ha fatto il primo set. E doppia fischiata a Carbone, la prima della partita. 17-21 e ovviamente time out chiamato da Cottini, che si vuole tenere ben stretto questo vantaggio. Non posso che condividere le parole di Gianni De Paoli. La CDA Talmassons ha sofferto parecchio in ricezione e la differenza di 4 punti è tutta lì. Nonostante ciò, partita vivace, divertente, con delle belle individualità e anche dei recuperi spettacolari, in piena tradizione derby. Derby che non ha tantissimi precedenti, solamente quelli dello scorso anno. E lo scorso anno ha detto sempre molto bene alla CDA Talmassons, che ha vinto per 3-0 e 3-1. Kelly a segno in men che non si dica, con la velocità della luce è arrivata la sua fast, forse prevedibile,
ma davvero esecuzione velocissima. 17-22. Ventura, vedremo se andrà ancora a cercare Ponte. No, palla corta su Nardini. Primo tempo e muro di Kelly su Nardini, che aveva chiesto in modo molto convinto la palla a Giora. Copertura che non c'è stata. 17-23, ora davvero durissima per la squadra di casa. Ancora palla corta di Ventura, difesa di Flyban. Ventura da seconda linea a segno, e ovviamente Carboni si affida alle sue giocatrici più esperte, Kelly e Ventura, per mettere giù i palloni importanti. 17-24, 7 set ball per la squadra di Jacopo Cuttini. Ancora palla corta di Ventura e c'è l'ace. L'Atomatudine si aggiudica il secondo set con il punteggio di 17-25. Tutto pronto per il terzo set tra CDA Talmassons e Atomat Volley Udine. 1-1 nel conto dei set, perfetta parità. I parziali fino a questo momento 25-13 e 17-25. Grossa sofferenza della squadra di Cuttini in ricezione nel primo set e situazione ribaltata nel secondo set con la CDA Talmassons che da quota 10 in poi non è riuscita ad essere davvero incisiva. Ora errore al servizio di Ventura, sta cercando di battere corto, ed errore al servizio di Nardone, con Castegnaro che dà un'occhiata alla panchina. A sua disposizione abbiamo le due sorelle poser. Letizia, sappiamo, non in perfette condizioni, e Aurora che può dare una mano alla formazione rosa-blu. 1-2. Intanto con il punto al servizio di Kelly. Atomatudine che sta ancora forzando moltissimo in battuta, gli dice davvero bene. In questo caso Ponte e Cozzo non si intendono. 1-3. Con la CDA che deve cercare di scuotersi un po' dal torpore. Giora di seconda linea non può intervenire a muro, può solo fingere di alzare. 1-4 e si ricomincia un po' come era finito il set precedente, cioè con la squadra di casa che deve registrare davvero parecchio questa ricezione per permettere un attacco che sarebbe il primo di questo set. Alle sue schiacciatrici e ancora punto per l'Atomatudine con Giorgia Quartioni che trova il money out. 1-5 e il time out chiamato subito da Stefano Castegnaro, che accoglie le sue ragazze a braccia conserte. Direi segno bruttissimo per loro, se mi passate la battuta. Davvero arrabbiato Castegnaro per questo inizio di terzo set, che vede le sue ragazze subire pesantemente il servizio delle bianconere. 1-5. Ancora Kelly dietro la linea dei 9 metri. E ancora ace
di Cheli che si gira a braccia alzate verso il suo pubblico. E si avvia di nuovo per la sua salto float. Ancora un altro ace. 1-7 e a questo punto è uno psicodramma. Bisogna assolutamente interrompere questa serie, si vuole recuperare questo set. Giora in bagger per Perrone che non forza. Zonta la fast di Grassini, la palla non supera la rete. Scusate, Ponte in qualche modo, il primo arbitro non fischia nulla. E poi il muro di Nardini finisce out 1-8 con Stefania Nardone che si reca dal primo arbitro Claudio Belluco a chiedere i 4 tocchi che effettivamente ci potevano stare. Ma è evidente che un parziale così pesante non può dipendere solamente da quella chiamata arbitrale. Per ribaltare questa situazione c'è solo un modo: ricevere, cominciare a ricevere con efficacia, perché per ora non abbiamo visto un attacco pulito delle ragazze di Stefano Castignaro. Atomatudine brava a entrare in campo con molta decisione, ha capito quale può essere il punto debole della squadra di casa e Cutini è partito con una delle sue ragazze migliori al servizio, Lisa Cheli. Le migliori, e tra le migliori quest'oggi, perché davvero Lisa Cheli sta facendo una grande partita. Servizio out dopo il time out tecnico. Finalmente una rotazione per la CDA Talmassons con Nardini dietro la linea di 9 metri a cercare però una delle ricettrici migliori, Ventura. Muro su Quarchioni, autocopertura, fast per Grassini, difesa di Nardone, palla alta per Perrone che non sta concretizzando i suoi attacchi. Brava Giora anche su questa palla e poi Cozzo di rapina mette giù 3-8. Ma che fatica per mettere giù un pallone. Sì, non riesco a sentirti. C'è un po' di confusione in effetti, siamo nel pieno della fossa dei leoni. Che fatica per mettere giù un pallone. Sì, ma direi che è importante in questo momento non guardare il punteggio, tornare in partita con la testa, non pensare agli errori, soprattutto riprendersi la ricezione, così come è stato il primo set, e con pazienza vediamo di ricucire questo strappo. Soprattutto non sbagliando, non commettendo errori, non dobbiamo assolutamente fare errori. Ora ancora Daniela Nardini al servizio, manda direttamente out. 3-9. Eleonora Carbone pronta da dietro zona 1. Salto float per lei, battuta davvero da dimenticare. 4-9. Momento di gioco non particolarmente esaltante. Perrone corto su Flyban che si sta comportando davvero bene. Non c'è tocco da parte di Rizzetto. Carbone cerca la palla proprio per indurre il Rizzetto all'errore, ma il trucco non riesce. 5-9. Ancora Perrone su Flyban, buona questa volta la sua ricezione, muro di Rizzetto, autocopertura di Grassini, Zonta, tocco del muro, Ponte, ci arriva Giora, in bagger per Cozzo, tocco del muro, è pronta lunga Ventura, Quarchioni, pallonetto, Ponte capisce, Giora
con una mano, ma è free ball Atomat per Zonta che manda out, non c'è tocco. Fa tutto bene l'Atomat, ma non chiude Zonta come deve e può. L'attaccante veneta 6-9. Ancora Perrone senza forzare il servizio a mani alte, magia di Perrone in difesa. Cozzo, altra bellissima difesa di Flyban. Nardone capisce le intenzioni di Carbone. Cozzo verso il centro, Zonta fa buona guardia da seconda linea. Ventura, Murata da Rizzetto. 7-9. E ancora complimenti a Asa Flyban per questa difesa. Mette in mostra tutte le sue doti la giovanissima udinese. E time out chiamato da Jacopo Cuttini. Ora la CDA non sta forzando particolarmente in battuta, si sta piazzando bene a muro, sta toccando molti palloni e sta cercando di mantenere il servizio. Addomaddudine che non riesce a concludere efficacemente mettendo palla a terra e che contrariamente a quanto era successo all'inizio del primo set non ha vinto i pochi scambi lunghi di questo terzo parziale. Tutto è ancora aperto. 7-9 il punteggio. Sara Perrone ancora il servizio, sempre piedi a terra per lei. Zona di conflitto tra Flyban e Quarchioni. Zonta, Morata, palla che finisce dentro, non di molto. 8-9. Ancora Perrone a cercare Quarchioni. Palla buona per il primo tempo di Grassini, smorzato dal muro. Rizzetto, altra palla smorzata dal muro dell'Atomat. Ventura da seconda linea. Perrone difende verso il basso e non verso l'alto. 8-10. Scambi che stanno però salendo di tono, molto più apprezzabili rispetto all'inizio. Quarchioni, anche per lei il salto che però non flotta molto. Giora per Cozzo, mani out. 9-10. Palla un po' più morbida servita da Giora e Cozzo che gioca con le mani del muro come sa. Palla insidiosissima per Quarchioni che difende molto bene. Rizzetto, autocopertura. Giora in bagger per Perrone. Difesa a terra di Ventura e poi la palla di Quarchioni da seconda linea non supera la rete. 10 pari. Parità perfetta in questo derby. 1-1 nel conto dei set. 10 pari nel corso del terzo set. Mentre possiamo darvi un aggiornamento dal Pala Trieste. Libertas Trieste ha vinto il terzo set e quindi 1-2 contro l'Ospitaletto. Veloce di Grassini che finisce out e cambio per lei. Al suo posto entra Lola Di Arcangelis. Cresciuta pallavolisticamente a Roma per il primo anno all'Atomatudine. Cozzo, ace per lei, 12-10. Cozzo questa sera con gli occhi della tigre. Serve su Quarchioni, buona la ricezione di Quarchioni
E attenzione all'attacco di Ventura da zona 4, c'è il tocco evidente del muro con Castagnaro che dà indicazioni proprio per questa fondamentale, la neoentrata di Arcangelis al servizio. Direttamente out il suo servizio. 13-11, regalo di Arcangelis, ma l'Atomat sta davvero rischiando molto. Rizzetto su Flyban, Ventura, diagonale stretta, difesa da Nardone, ci arriva Rizzetto da seconda linea, Cozzo. Buona ancora la difesa di Flyban, ma deve alzare Kelly a due mani, Cozzo, e poi recupero da terra di Nardone. Free ball Atomat con Ventura a segno. Davvero una grande giocatrice Alessandra Ventura. Un piacere vederla in azione. 13-12. E fase del set divertente per il pubblico, che come probabilmente sentite, perché ci sarà sicuramente un rientro nel microfono, si sta sgolando per sostenere le proprie ragazze. Nardone, mani out. 14-12. Camilla Giora, la Bolzanina, sempre su Flyban, ma sta tenendo la ricezione dell'Atomat dopo un inizio così. Cozzo, palla che torna velocemente nel campo della CDA Talmassons. Perrone, Murata, in copertura c'è Cozzo, ma le sue mani vengono perforate. Copertura distinto, non troppo efficace. 14-13. Si lotta punto a punto. Silenzio che cala sul palazzetto, palla corta, eccezione di Perrone. Primo tempo di Nardini, palla out. 14 pari. Non c'è tocco, non c'è invasione. Ancora Ventura, ancora con palla corta su Perrone, ma Perrone riceve piuttosto bene. Nardini cerca di prendere in controtempo Ventura. E attenzione perché c'è il tetto fischiato a Carbone, che si lamenta con il secondo arbitro Boscolo perché lei non ha nemmeno toccato il pallone. 15-14. E attenzione perché rischia il cartellino. Sappiamo comunque che il cartellino giallo non dà il punto all'avversario. 15-13. Palla troppo facile per Flyban, che permette un attacco in fast di Kelly. Un'efficacia credo del 100% questo colpo. 15 pari. Attenzione al suo servizio che aveva davvero fatto male. Buona la prima ricezione di Ponte. Murata invece Perrone. Cozzo senza forzare, ci arriva Quarchioni ma non può attaccare, e poi la palla di Ventura non supera il nastro. Si arriva al secondo time out tecnico con la CDA Talmassons avanti di misura 16-15. Partita divertente, dicevamo, in attesa dei risultati dagli altri campi. Come abbiamo già detto prima, Trieste è sull'1-2 in casa contro l'Ospitaletto, ma sta vincendo il quarto set per 23-21. Si lotta comunque anche al Pala Trieste. E la capolista Montecchio
sta vincendo per 2-0 contro la seconda in classifica Leali Padova, con dei parziali abbastanza netti, 25-18 e 25-19. Ricordiamo anche che cosa ha fatto il Martignacco, l'Itas Cittafera Martignacco, che ha già giocato ieri contro l'Arena Volley Verona. Ha perso per 3-1 contro la squadra allenata da Greca Pilletu. Io penso che questo set lo vincerà chi farà meno errori, ecco, anche in battuta non dobbiamo sbagliare niente. Gran fast della neoentrata Lola di Arcangelis. 16 pari. Carbone. Salto flot per lei, Cozzo, palla molto spostata, in qualche modo si deve arrangiare Perrone. Palla che finisce nuovamente nel campo dell'Atomat, altissima per Quarchioni, in diagonale, Cozzo è piazzata, proprio Cozzo chiamata ad attaccare verso il centro, una palla felpatissima di Valentina Cozzo. (17-16). Valentina Cozzo sta facendo una grande partita quest'oggi. A una mano Carbone per De Arcangelis, che si fa trovare pronta. 17 pari. Ponte è lì, è pronta, ma non offre un buon piano di rimbalzo. (17 pari) e Quarchioni al servizio su Nardone, palla perfetta in mano a Giora. Ancora Cozzo riesce a farsi beffe della difesa bianconera. 18-17. Sempre con questa palla non molto forzata. C'è da scommettere che allo spostamento della difesa risponderà con una diagonale stretta. Servizio ancora su Flaivana, ancora molto buona la ricezione del giovane libero classe 2000. Attacco di Nardone, palla un po' staccata, preda del muro di De Arcangelis. 18 pari. Emozioni da derby questa sera a Talmassons. Ponte, palla in testa davvero a Giora, che innesca Rizzetto con un po' di fortuna, trova il 19° punto. Abbiamo detto solo un po' di fortuna. 19-18 in questo terzo set. Rizzetto su Quarchioni, ora le ricezioni stanno tenendo, c'è un grande show per le centrali, soprattutto sul lato udinese, con Kelly che in veloce mette giù. 19 pari, nessuna delle due squadre fino a questo momento è riuscita ad allungare in modo deciso, ma ricordiamo che l'Atomat era avanti per 8-1 all'inizio del set. Quarchioni alla rincorsa di questo pallone ed è free ball per la CDA con il primo tempo di Nardini che non va giù. Ventura, tocco del muro, Cozzo in difesa, palla spinta per Nardone che incoccia nel grande muro di Lisa Kelly. 19-20. C'è il cambio per Stefano Castegnaro a mettere nuova benzina nel motore dell'attacco di Talmassons. Aurora Poser. 19-20, l'avevamo già vista proprio all'inizio del campionato, nella prima partita contro quella che poi sarebbe diventata la capolista, Montecchio. Una buona prestazione la sua. Cozzo, palla alta per Poser, muro su di lei, c'è la copertura di Cozzo.
veramente sta volando dappertutto. Flyban sulla palla appoggiata di Poser, Muro con le nocche, Carbone, palla disponibile ancora per Cozzo, difesa di Zonta, Carbone di seconda intenzione mette giù. 19-21, avevano intuito Perrone e Ponte, ma la palla finisce fra le due. Si asciuga il campo. Tifo che si alza sui due lati da parte delle due tifoserie. Time out chiamato da Stefano Cassegnaro. Si lotta davvero punto a punto, la CDA Talmassons ha recuperato un grande svantaggio, ma non è mai riuscita ad assestare la zampata decisiva. E ora è l'Atomat a essere avanti per 2 punti. È l'impressione in qualche caso che ci sia stata un po' di frenesia nel chiudere immediatamente l'azione. 19-21, attacco a 2 in prima linea per la CDA Talmassons con Daniela Nardini che si trova davanti una Cheli questa sera in grandissimo spolvero. Bella copertura di Ponte, poi altra copertura su Aurora Poser e a trovare il money out è Sara Perrone. Corre qualche rischio, ma si aggiudica il 20° punto, 20-21. Ancora Flyban brava anche su palla che viene dall'esterno e poi uno dei rarissimi passaggi a vuoto della premiata coppia Carbone-Cheli, 21 pari. Ancora Giora al servizio, bel servizio, il suo finish out. Davvero non sono riuscita a vederla dalla mia postazione perché c'era un po' di assembramento. L'impressione è che sia finita davvero, comunque davvero vicino alla linea. 21-22, Cozzo, palla in mano a Giora, palla altissima per Poser, difesa di Flyban. Carbone per Ventura, palla alta, capisce tutto Ponte e ancora Cozzo da seconda linea, la sua bomba viene difesa da Zonta, Quarchioni, murata da Aurora Poser, 22 pari. Buon ingrasso di Aurora classe 98 da Chions e 22 pari al servizio. Rientra Nardone. Anche se Aurora sa far male da dietro la linea di 9 metri, forse non ha voluto lasciare questa responsabilità alla giovane attaccante di Portogruaro. Quarchioni, murata, ancora grande copertura di Flyban e Ventura manda direttamente a rete, 23-22, ma davvero grande partita di Asia Flyban. Time out chiamato da Jacopo Cottini nel momento critico del terzo set. Quasi un'ora e mezza di gioco per questo derby che soprattutto in questo terzo set ci sta regalando grandissime emozioni con belle giocate dall'una e dall'altra parte. Ventura e Cheli, le atlete più decisive per l'Atomat Udine, hanno segnato 2 passaggi a vuoto in questo finale di set e questo potrebbe essere un segnale pesante per la squadra di Cuttini, ma naturalmente nulla è ancora detto. 23-22, ancora Nardone, rientrata al posto di una ottima Aurora Poser. Carbone e Nardini lottano a rete, palla che rimane nel campo della CDA dalla meglio Daniela Nardini, 24-22. Adesso davvero una bolgia il palazzetto
di Talmassons. 2 set ball a disposizione della squadra di Castagnaro. Nardone su Ventura senza rischiare. Kelly, la sua fast, tocco del muro. Ponte può alzare in bagger per Perrone, tocco del muro, palla ancora per CDA Talmassons. Cozzo, pallonetto. Valentina Cozzo mette giù la palla del 25-22 per la CDA Talmassons. Non so se sei d'accordo, ma questo set lo diamo a Castagnaro perché ha indovinato il cambio prima con Aurora facendola entrare al posto di Nardone. Sul muro di Aurora siamo andati sul pari e poi ha tolto Aurora, ha messo Nardone in battuta e abbiamo vinto il set. Bravo Stefano. E quindi 2-1 nel conto dei set, ci rivediamo tra poco per il quarto. Siamo pronti per il quarto set, suonano i tamburi dei tifosi della CDA. CDA avanti per 2-1 nel conto dei set, un terzo set davvero splendido per tutti i tifosi perché anche l'Ato Matudine ha dato davvero spettacolo. Ato Matudine avanti per 8, anche 9-1 nel terzo set con il servizio di Lisa Kelly che, come in questo caso, ha realizzato davvero molti punti da dietro la linea dei 9 metri. Ritorno poi corale della CDA Talmassons con i cambi, come diceva Gianni prima, cambi azzeccati da parte di Stefano Castagnaro. Quarchioni, palla direttamente out. Lei è l'ala picchiatrice della squadra allenata da Cuttini, è il suo ruolo, ma naturalmente è necessario inquadrare il campo 1-2. Nardini, ricordiamo, infortunata leggermente alla caviglia. Tanto bel palleggio proprio di Daniela Nardini da seconda linea. Nardone, Quarchioni, Murata, copertura di Arcangelis. Ventura riesce a dare un'altra palla giocabile a Quarchioni, ancora Perrone, capisce tutto di Arcangelis e poi Zonta da seconda linea, traiettoria ficcante lasciata senza muro. L'opposta bianconera trova l'1-3. Dispendio di energia è molto alto nel terzo set. Cozzo a mani alte, Giora deve correre, poi Cozzo trova il tocco del muro di Arcangelis, la palla carambola alle sue spalle. 2-3. Perrone senza forzare, primo tempo di Arcangelis che lascia partire un pallonetto, palla non troppo spinta per Rizzetto che non forza. Ventura anche lei senza forzare, fast di Rizzetto a segno, 3 pari. Vediamo intanto un altro aggiornamento dal campo di Trieste, perché la Libertas Trieste sotto per 0-2 contro l'Ospitaletto è arrivata al quinto set. Qui invece siamo al quarto set, 3 pari il punteggio. Cozzo, Murata, copertura di Perrone, Giora per la seconda linea di Nardone direttamente a rete. Nardone un po' a corrente alternata oggi, ma molto importante nel finale del terzo set con i suoi servizi vincenti. Quarchioni,
palla corta a condizionare l'attacco, e poi Cozzo trova il muro di De Archangelis sulla diagonale. Muro aperto, brava De Archangelis a mettersi sulla traiettoria dell'attacco di Cozzo. Ancora Quarchioni su Nardone, palla spinta per Rizzetto, murata 1 da Ventura, Ponte in bagger per Cozzo, ancora verso il centro. Cozzo avrà fatto almeno 3-4 punti con questo tipo di palla, bisogna assolutamente uscire dalla difesa per andarla a prendere. Questo sicuramente Jacopo Cuttini lo sa. 4-5. Anche perché anche Jacopo Cuttini ha avuto Valentina Cozzo come atleta a Martignacco. Attenzione, palla ancora viva. Fast di Rizzetto, out. Aveva fatto tutto bene la CDA Talmassons, ma la palla di Rizzetto finisce out. 4-6. Ottimo ingresso anche di Lola De Archangelis in questo match. De Archangelis su Nardone, è proprio Nardone ad andare ad attaccare in lungolinea. 5-6. Rizzetto, palla su Quarchioni, primo tempo di Cheli, muro a 2 che intuisce ma la palla passa. 5-7. Oh, efficacia mostruosa di Lisa Cheli questa sera. Zonta facile su Cozzo, Nardone, mani out su Carbone. 6-7. Camilla Giora, che lei ha fatto molto bene al servizio, gliel'ho chiamata tantissimo. 6-8. E primo time out tecnico di questo quarto set, con la Tomatudine sotto per 2-7-1, ma avanti in questo set per 6-8. Tanta difesa, soprattutto per la Tomat Udine. Una buona partenza per la squadra di Cuttini, che sta soffrendo la maggior varietà di colpi della CDA Talmassons, ma che ha in Cheli soprattutto un terminale d'attacco particolarmente difficile da fermare per Rizzetto e compagni. È una fly ban, sta facendo davvero del suo meglio in seconda linea. 6-8. Dovrà stringere i denti la Tomatudine se vuole recuperare almeno un punto sul campo della CDA, perché vedo in particolare Ventura un po' stanca a questo punto del match. Palla corta per lei, Giora ha una mano, ma Cheli tocca il pallone che Giora era riuscita a toccare, è riuscita a prendere con una mano. 7-8. Ventura, ricezione perfetta, Cheli, murata. 8 pari. Sai, secondo me a questo punto del match noi dobbiamo stare più tranquille, cercare di commettere meno errori e lasciare la pressione a loro che sono dietro e devono per forza portare a casa il set, se no per loro la partita è finita. Intanto il secondo muro su Cheli, questa volta non decisivo. Perone pallonetto, capisce però tutto fly down, poi viene fischiata una doppia a Carbone.
sorpasso Talmassons, 9-8. Nardone su Quarchioni, si lotta a muro con il piede Nardini, che si dimostra efficace anche così, e poi Cozzo mette a terra. A questo punto è un colpo, lo chiamiamo la Nardini, perché anche sabato ha salvato un pallone di piede. Tra l'altro io mi ricordo d'estate, anche quando giocavo in Serie A, l'ho vista parecchie volte fare dei tornei di calcetto femminili, per cui ha dato una dimostrazione anche della sua abilità coi piedi. La chiameremo Danieligno, vista la sua abilità come calciatrice, o Nardigno, però potrebbe essere confusa con qualche altra giocatrice. Anzi, Danieligna, questo mi piace di più. A parte gli scherzi, alleggeriamo un po' i toni di questo derby davvero accesissimo e davvero divertente per tutti gli appassionati di volley. Ci sono tanti tifosi ma anche tanti semplici appassionati di questo sport meraviglioso qui al palazzetto di Talmassons. 10-8. CDA che ha rimesso fuori la testa in questo quarto set. Nardoni su Quarchioni, palla staccata, ma Carbone può servire. Nardone che colpisce in testa. Scusate, Carbone può servire Quarchioni che colpisce in testa Nardini. 10-9. In qualche modo sempre di calcio si parla, si può colpire anche con la testa. Kelly su Ponte, riceve bene, Nardini verso il centro, Kelly c'è. Carbone per Quarchioni, trova il money out. Rischia tantissimo Quarchioni, perché l'asta era davvero lì, a un passo. 10 pari e cambio. Lo stesso cambio che abbiamo visto nel corso del secondo set, con Venturini dentro per Perrone. Kelly su Nardone, palla che finisce tra le mani di Quarchioni che ne approfitta. Contro sorpasso Atomat, 10-11. E come sempre il turno al servizio di Kelly. Niente vittime. Ancora su Nardone, palla alta per la neoentrata Venturini, sbrodola un po' di Arcangelis, ma Carbone può servire Ventura. Quarto tocco, giustamente chiamato dal primo arbitro Belluco. C'era stato infatti il doppio tocco di Arcangelis, se non erro. Nardini su Ventura, che forse è la miglior ricettrice. A una mano Nardini. Nardone, palla a rete, recuperata, ancora Nardone, free ball Atomat. Applausi del pubblico, palla spinta per Quarchioni contro muro 1, palla out. Un po' di delusione da parte dei tifosi dell'Atomat per questo errore di Quarchioni, smarcatissima contro mura 1, fa la cosa più difficile, cerca lungo linea, non trova il campo. 12-11 contro sorpasso CDA, e la partita sembra continuare sulla falsariga del set precedente. Ancora Nardini su Ventura, non riesco a capire perché stia cercando Ventura, se per toglierla dall'attacco. Certamente in questo modo rifornisce Carbone di palle perfette, perché Ventura riceve davvero benissimo. 12 pari, davvero con una tensione nella palla che permette un attacco molto molto veloce. Carbone sempre su Nardone, molto molto ricercata, pallonetto dove arriva Flyban, Zonta Murata, un gatto Asia Flyban su questo pallonetto. Talmassons di nuovo avanti 13-12 e Marta Venturini
al servizio. Lei che ha festeggiato da pochi giorni il compleanno. Vorrebbe festeggiare anche quest'oggi. 21 anni per l'opposta rosa-blu. Buon servizio su Quarchioni che sta ricevendo bene. Zonta, palla direttamente out. Davvero vicina alla linea, ma out la palla di Sara Zonta. L'attacco diagonale di Sara Zonta. 15-12. Ancora Venturini a cercare Flyban e trova l'ace. 16-12, time out, secondo time out tecnico di questo quarto set con una delle ex, Marta Venturini. Un paio d'anni fa all'Atomat Udine c'era, ma con diversi problemi fisici che le avevano impedito di giocare con continuità. Era ancora il tempo di Mannucci, quando lei faceva parte della squadra udinese. Sta facendo bene al servizio, non gioca normalmente dal primo minuto, ma offre il suo contributo quando viene chiamata in causa. 16-12. E rientra al servizio l'opposta classe 95 su Quarchioni. Carboni in bagger, Zonta, la sua diagonale c'è questa volta e Cozzo non riesce a tenere in preca tra sé e sé. Valentina Cozzo, lo ricordiamo, neo mamma, neanche tanto neo, ma già credo circa un anno sua figlia. Mentre c'è il cambio per l'Atomat Udine con Jacopo Cottini che gioca la carta Grassini al posto di Zonta. Grassini schierata come opposto. Giora spinge la palla per Cozzo e ancora muro di De Archangelis. Ottimo davvero l'ingresso della giocatrice in questo set. 16-14, l'Atomat è ancora lì, tutto può ancora accadere. Quarchioni, errore al servizio per lei e altro cambio per Jacopo Cottini che manda in campo Alles al posto di Quarchioni. Cozzo dietro la linea di 9 metri mentre si chiede la formazione. Mentre abbiamo questo ottimo di pausa, Gianni, un'altalena di emozioni, soprattutto il terzo e il quarto set. Qual è stata la chiave importante secondo te fino a questo momento della tua squadra? Come dicevo, hanno saputo rimanere tranquille e aspettando gli errori degli avversari come stanno facendo in questo momento, e anche adesso voglio vedere con 4 punti di vantaggio se siamo bravi a gestire questo vantaggio fino alla fine. 18-14, anzi 18-15 con l'errore al servizio di Cozzo. Vedi, con 4 punti di vantaggio secondo me questi errori non sono da fare, cioè non ha senso neanche forzare la battuta, lasciamo loro che devono recuperare, che si prendano dei rischi. Certo Cozzo non è una giocatrice che gioca di rimessa, mai. Figuriamoci contro la sua ex squadra. 19-15.
con Nardone che passa in mezzo al muro di Grassini e Cheli. Grassini, lo ricordo, utilizzata come opposto al posto di Zarazzonta. Ventura trova il muro di Nardini. 20-15 e come dicevo prima, ho visto Ventura in questo inizio di quarto set un po' stanca, anche per il super lavoro che si è dovuta accollare nel secondo set. Ora risponde così Alessandra Ventura con questo colpo anticipato davvero difficile da murare, da difendere. 20-16. Grassini, ed è importante l'ingresso di Grassini anche per il servizio. Si dispera Silvia Grassini per questo errore. 21-16. Cambio di ruolo che non è mai facile, soprattutto in corsa. Chiede un sacrificio alle sue ragazze. Jacopo Cuttini a corto gli schiacciatori. 21-17 intanto con Venturini che cerca di salvare una palla ma manda direttamente sull'asta. 21-17 e rientra in campo Giorgia Quarchioni. Ventura, palla corta su Cozzo. Giora per Nardone. Quarchioni, tocco del muro, la palla schizza via. 21-18. Atomat Maidoma. Ancora Ventura al servizio. Chiede una battuta tattica Cuttini. A cercare il libero invece questa volta. Venturini, mani out. 22-18. Momento cruciale del match. Tutta la pressione dalla parte dell'Atomat che deve recuperare 4 punti. Nardone su Ventura. Quarchioni, gran diagonale, distinto Cozzo, proprio lei che deve attaccare, passa in mezzo, c'è il tocco del muro ma manda fuori giri la difesa, già schierata. 23-18. Cozzo, la donna dei colpi impossibili, Wonder Woman. 23-18, ancora Nardone a cercare flyban. Ventura in bagger perfetto di alzata per Quarchioni che manda out. Chiedono il tocco ma lo sguardo di Quarchioni dice tutto. 24-18 e 6 match ball a disposizione della CDA Talmassons. Nardone senza rischiare, fast di Cheli che finisce direttamente out. La CDA Talmassons si aggiudica il derby contro l'Atomatudine per 3-1. Ma Silvia, merito di tutte sicuramente, ma direi che le ex stasera hanno fatto la differenza. Nardone e Cozzo direi una spanna su tutte. Sono d'accordo con te, quest'ultimo recupero di Valentina Cozzola dice lunga sulla voglia che aveva di scendere in campo e di vincere questa partita. Un derby davvero divertente, è stato bellissimo viverlo qui sugli spalti e spero anche a casa. Ricordo di nuovo il risultato: CDA Talmassons batte Atomatudine per 3-1.